Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Apriamo un'ampia pagina dedicata agli incendi, situazione critica in Calabria e non solo, ci sono 37 Canadair in funzione che hanno volato sui cieli italiani in questa giornata, 3 dedicati alla nostra regione. Disagi, cominciamo dall'incendio che vediamo nelle immagini che questa mattina ha interessato il tratto della 2 del Mediterraneo nei pressi di Torano, in provincia di Cosenza. Il rogo scaturito da una autocisterna che ha preso fuoco rendendo necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra Torano e Tarsia in entrambi i sensi di marcia. Non è chiaro ancora quali siano state le cause per le quali l'autocisterna ha preso fuoco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco. Facciamo un passo indietro dal punto di vista temporale, andiamo all'Attarico. È stata una notte di paura a causa di un vasto incendio che ha impegnato per ore i vigili del fuoco. Arsi vivi alcuni animali, sentiamo. Una giornata molto calda, devo dire, proprio nel fuoco pieno. È iniziato tutto verso le 2 meno un quarto, eravamo ancora al comune, orario è arrivata una telefonata che c'era un incendio sulla zona di Pontessa, ma che era un incendio abbastanza gestibile, quindi abbiamo iniziato a telefonare ai vigili del fuoco e da lì è stato un crescendo di problemi, perché i vigili del fuoco non rispondevano, si attaccavano a una segreteria telefonica dove diceva che erano impegnati in altre operazioni di soccorso. Quindi ci siamo dovuti cominciare ad imboccare le maniche e vedere che fare noi, quindi lì sul posto sono arrivati subito i carabinieri, i vigili urbani e poi noi abbiamo mandato qualche mezzo nostro e dopo più di un'ora dalla segnalazione sono arrivati i primi vigili del fuoco. Devo dire che i carabinieri sono stati molto efficienti, il maresciallo De Marco ha coordinato questa operazione di intervento, infatti abbiamo dovuto ricoverare una signora per aver inalato moltissimo fumo in ospedale ieri, si sono buttati nel fuoco e hanno salvato per esempio degli animali, una mucca, mi diceva in particolare uno dei suoi collaboratori, parecchi animali morti, perché lì è una zona chiaramente agricola dove naturalmente c'era anche un certo numero di animali. Noi abbiamo fatto anche un lavoro che forse potevamo evitare, sono caduti degli alberi, avevano interrotto una strada provinciale e con i mezzi del comune abbiamo fatto rimuovere tutto quello che c'era lì perché sarebbe stato ancora peggio, sarebbero addirittura interrotti i collegamenti. Io non ho mai visto niente di simile perché sono addirittura passata tra le fiamme perché non mi ero resa neanche conto della dimensione e anche questo arrivava ai centri abitati. Poi grazie all'intervento anche di gente del posto, gente esperta che ha preso i trattori e gente che lavora la terra, ha preso e ha tagliato il fuoco, insomma loro sanno come fare.